Macchinette per le bevande divelte, aule imbrattate, vandali nella sede del Malignano e Sant'Osvaldo, ora inagibile, il terzo raid in 7 giorni, l'appello del dirigente Carletti alle istituzioni, mettete in sicurezza la scuola. Un mezzo carico di medicinali che viaggiava lungo la statale Pontebana chiusa forte ha perso il controllo, divelto il guardrail ed è precipitato nelle acque del Fella dopo un volo di 12 metri, salvo per miracolo. Dopo 2 anni di pandemia i ristoranti tornano a essere aperti per Pasqua e Pasquetta e boom di prenotazioni e c'è chi ha anche ricevuto più di 1000 chiamate per un posto a tavola. A partire dalle 9 del 20 aprile sarà possibile prenotarsi per la seconda dose booster e la quarta dose anti-Covid. Interesserà ultra ottantenni, ultra sessantenni fragili e ospiti delle case di riposo. La Lega ha deciso i recuperi, Udinese in campo mercoledì 20 alle 18:45 contro la Salernitana, una settimana dopo alle 18 a Firenze, bianconeri in campo a Bologna domenica 24 alle 15. Buonasera e bentornati con l'informazione di Telefriuli. In apertura del nostro telegiornale, la cronaca, entrano di notte nella sede staccata del Malignani e distruggono arredi e macchinette del caffè utilizzando gli estintori. Il dirigente scolastico Carletti disperato è la terza volta, dice, in una settimana chiediamo di prendere provvedimenti. Sentiamo. Hanno spaccato distributori di cibo e bevande con l'estintore, hanno imbrattato le aule. Questa è la scena a cui si è imbattuto il personale scolastico questa mattina nella sede secondaria del Malignani, nel quartiere di Sant'Osvaldo. Nottetempo un gruppo di persone, almeno 3, si sono introdotte a scuola e la scoperta è stata davvero terribile perché in questa sede ruotano 13 classi ogni giorno. I vandali sono entrati dall'area verde di via Zugliano, sono saliti per le scale esterne secondarie dell'istituto e hanno manomesso una finestra. È il terzo raid, meno di una settimana. Ora le indagini stanno chiarendo eventuali coinvolgimenti da parte di studenti. Hanno fatto di tutto e di più, hanno rotto, hanno lordato, hanno reso impraticabile la scuola per chissà quanto tempo. Una scena d'arancia meccanica. Dopo aver divelto diverso materiale scolastico, i malviventi si sono divertiti anche a proiettare un film a luci rosse sulle pareti interne dell'istituto. Il dirigente Carletti chiede all'IDR e al comune di intervenire in quanto la scuola è priva di telecamere. Questa sede non ha telecamere, non c'è stato peraltro un'iniziativa ancora perché la scuola, che è di proprietà del comune di Udine, è gestita per quanto riguarda le manutenzioni dall'EDR e nella pratica quotidiana è gestita dalla scuola. Quindi in queste competenze dovremmo trovare, e ci riproponiamo di farlo nei prossimi giorni, il modo di mettere in sicurezza questa scuola in modo da poter identificare eventuali intrusi. Ed il comune di Udine si dice pronto a concordare con l'ente decentramento regionale, gestore degli spazi scolastici e degli istituti superiori, un piano per le telecamere negli edifici della città. E questa è la risposta del vice sindaco del capoluogo friulano Loris Michelini alla richiesta da parte dei vertici del Malignani di installare occhi elettronici nella sede staccata di via Zugliano dopo i 3 raid vandalici. Siamo disposti a metterci d'accordo con l'EDR, spiega Michelini, anche assessore all'edilizia scolastica, per capire quali sono le scuole che hanno la necessità di telecamere. I dispositivi potrebbero rientrare nel prossimo lotto di acquisti ed essere collegati alla nuova console della centrale operativa della polizia locale. In questo modo, conclude, le immagini potranno essere visionate da tutte le forze dell'ordine. Infine, il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, ha annunciato di aver dato ordine alla polizia locale di effettuare controlli più serrati nella zona di via Zugliano. Ancora cronaca, la procura di Udine lascia aperto il fascicolo riguardante i 2 anziani trovati mummificati a Villa Primavera. L'ipotesi omicidio colposo a carico di terzi, l'autopsia sui resti sarà effettuata dopo Pasqua. Vediamo.
Sarà eseguita la prossima settimana l'autopsia sui corpi dei due anziani, Antonilia Finotto di 72 anni e Paolo Simonetti di 66 anni, trovati mummificati mercoledì al primo piano della loro casa a Villa Primavera, in comune di Campoformido. La data dell'indagine, affidata al medico legale Ugo Dabroi, non è stata ancora fissata. L'esame autoptico è stato disposto, spiega il procuratore di Udine Massimo Lia, e sarà effettuato anche l'esame del DNA per avere certezza della loro identità. Le indicazioni dell'anatomopatologo potranno rispondere alle domande sulle cause e, con più precisione, a quelle sui tempi dei decessi che, stando ai primissimi esami, risalirebbero a settembre-ottobre 2021. Ieri è stata effettuata un'ispezione esterna dei resti, dalla quale però non sarebbero emersi elementi importanti. Al momento resta aperto il fascicolo per omicidio a carico di terzi. Si tratta di un'ipotesi astratta e di un atto dovuto, specifica Lia, per consentire il prosieguo delle indagini. Partite da San Daniele del Friuli dopo un furto da 350.000 euro, le indagini dei carabinieri di Monza hanno portato all'arresto di 9 persone specializzate negli assalti ad aziende della moda di lusso. Sentiamo. Hanno messo a segno 11 furti in aziende di moda del lusso d'Italia, rubando merce per 1 milione di euro, usando anche tecniche paramilitari. 9 persone di nazionalità rumena sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al furto. Le indagini sono partite nel novembre del 2021, dopo l'assalto, con vere e proprie scene da film, alla Mabi International di San Daniele del Friuli, specializzata nel controllo qualità delle produzioni per conto di un noto marchio di alta moda. Qui un comando rubò merce per più di 350.000 euro. Gli arresti, effettuati dai carabinieri del comando provinciale di Monza, sono scattati all'alba in Brianza e nelle province di Milano, Lecco, Bergamo e Piacenza. La banda aveva la propria base a Paderno Dugnano, in provincia di Milano. La merce rubata, in attesa di essere venduta, era custodita dal proprietario di un'autofficina. Per mettere a segno i colpi, il gruppo rubava auto per usarle come ariete, incendiando pneumatici lungo le vie di accesso alle aziende per ostacolare l'arrivo delle forze di polizia. Sono stati 75 i mezzi rubati in diverse province, tra le quali anche Udine e Pordenone. Come detto, le indagini sono partite dopo l'azione a San Daniele dello scorso novembre. Ci vollero pochi minuti al comando per sfondare recinzione e cancello dell'azienda e per raggiungere il cavò, fuggendo con un carico di accessori di lusso senza apparentemente lasciare tracce. Peraltro, la Mabi era stata poi oggetto di un tentativo di furto nel dicembre successivo, ma in quel caso l'allarme mise in fuga i malviventi, scappati a mani vuote. E ora veniamo con le immagini che vi faremo vedere allo spaventoso incidente avvenuto questo pomeriggio nel comune di Chiusaporta, fortunatamente senza gravi conseguenze per il conducente. Lo vedete, un furgone che trasportava medicinali per cause ancora da accertare ha sbandato a divelto 18 metri di guardrail della strada statale 13 Pontebana. Il mezzo è quindi precipitato per circa 12 metri cadendo poi nel torrente Fella. Sul posto il personale dei Vigili del Fuoco di Udine e Tolmezzo che si sono prodigati per vericellare il conducente e recuperare il materiale sanitario caduto nella scarpata. L'uomo, che è sempre rimasto cosciente, ha riportato un trauma cranico e toracico ed è stato lì trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita. La gestione della viabilità e i rilievi dell'incidente sono a carico dei carabinieri di Tarvisio. Ed ora un altro incidente stradale, quello che è venuto poco dopo mezzogiorno lungo la Tresemana alla rotonda di uscita dalla tangenziale all'altezza di Bricomen. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, un SUV bianco ha perso il controllo, forse dopo un lieve tamponamento con un altro mezzo, impattando con forza contro un muretto e finendo bloccato al centro della rotonda. Il conducente del mezzo è stato portato in ospedale dal personale medico del 118, ferito ma non in gravi condizioni. La strada è rimasta chiusa per permettere la rimozione dei mezzi incidentati con il traffico che è stato deviato attraverso il centro di Tavagnacco. È entrato a mazzate nel tabacchino a Cussignacco ed è scappato con il cambiamonete in spalla, ma non ha fatto i conti con le telecamere. Oggi la condanna da parte del Tribunale di Udine. Lo ha tradito il suo naso. Quel particolare, immortalato dalle telecamere di sicurezza, ha consentito agli investigatori di risalire alla sua identità ed imputarlo per il furto del cambiamonete di un tabacchino di Cussignacco. E proprio per quel furto, un albanese di 33 anni è stato condannato stamani dal giudice Camilla Del Torre del Tribunale di Udine a 1 anno e 4 mesi di carcere, pena sospesa. Il fatto risale al marzo del 2017, quando 2 ladri hanno sfondato a colpi di mazza da demolizione l'entrata della tabaccheria di Via Veneto. Nonostante il fumo rilasciato
dal sistema d'allarme, sono andati dritti verso la macchinetta cambiamonete contenente 1.000 euro e, caricatala sulle spalle, si sono dileguati a piedi nella notte. I due erano stati ripresi dalle telecamere dell'esercizio commerciale e della vicina banca. Il difensore del condannato, l'avvocato Magda Peressutti, che ha definito indiziario il processo, ha annunciato ricorso. È stato invece assolto per non aver commesso il fatto un 36enne di Udine assistito dall'avvocato Guido Galletti. Era stato condannato a 16 anni per l'omicidio per droga di Mortegliano. Le chat nel suo cellulare sequestrato nel 2020 gli sono costate un'ulteriore condanna per spaccio di stupefacenti. Vediamo. Le prove erano contenute nel suo cellulare, sequestrato durante le indagini sull'omicidio per droga di Mortegliano. Nello smartphone dell'honduregno Jorge Wilfredo Martinez, 31enne già condannato in primo grado a 16 anni per l'omicidio del giugno 2020, erano rimaste alcune chat nelle quali si era messo d'accordo con altre persone per vendere modiche quantità di hashish. All'uomo, finito in carcere poche settimane fa dopo l'evasione dei domiciliari, sono stati inflitti dal Tribunale di Udine ulteriori 7 mesi di reclusione. Martinez era accusato di aver ceduto tra il 2019 e il 2020 a 2 persone in almeno una quindicina di occasioni dei 2-3 grammi di droga alla volta vicino alla stazione ferroviaria e nei parchi Gatti e Ilaria Alpi di Udine. Entra negli uffici dei servizi sociali di Trieste, si cosparge di benzina e cerca di darsi fuoco. Protagonista della vicenda, un ragazzo che minacciava i presenti brandendo un accendino. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno cercato di far calmare il giovane. In un momento di distrazione lo hanno bloccato impedendogli di muoversi e di usare l'accendino per poi accompagnarlo fuori dagli uffici e affidarlo alle cure mediche. E ora voltiamo decisamente pagina. Dopo 2 anni di pandemia i ristoranti tornano ad essere aperti per Pasqua e Pasquetta e boom di prenotazioni. C'è chi anche ha ricevuto oltre 1000 chiamate per un posto a tavola. Sentiamo. Finalmente, dopo 2 anni, possiamo dirlo, i ristoranti sono aperti, la gente può venire. Avete avuto prenotazioni per Pasqua? Sì, per Pasqua abbiamo il quasi per il momento tutto esaurito, finalmente siamo aperti, sperando a breve di poter togliere anche questa, per il momento ci accontentiamo così, dai. Molto bene, siamo contenti, prenotazioni full, proprio booking pieno, non c'è problema. La gente ha corso subito per andare, già da Voglia tempo. di uscire, ha voglia di vivere, chiaramente 2 anni di chiusura. Stanno arrivando i nostri clienti abitué, stranieri, austriaci, Slovenia, quindi arrivano i turisti, siamo molto felici e quindi veramente contenti di questa situazione, che c'è un non progressivo, no, apertura. Tante prenotazioni. Più o meno. Ma purtroppo abbiamo dovuto dire di no più di 1 migliaio di persone, che fa dispiacere, che dire di no è sempre brutto, però siamo contenti, speriamo che sia un bel servizio, che non ci arrivino tutti assieme. Bevete un aiuto, ragazzi. La situazione sul Covid-19, sono 1060 i nuovi casi scoperti nelle ultime 24 ore a fronte di 4.076 tamponi molecolari e 5.948 test rapidi antigenici, 44 i nuovi positivi nella sanità regionale, 34 invece quelli nelle residenze per anziani, 3 persone sono ricoverate in terapia intensiva, 144 invece sono i pazienti accolti nelle altre aree mediche, 4 le vittime tutte ultra ottantenni, una 87enne di Mossa, un 89enne di Osoppo, un 91enne di Trieste e una 92enne di Gorizia. E scatta da mercoledì 20 aprile alle ore 9 la prenotazione della seconda dose booster, ovvero la 4ª dose per le categorie di cittadini alle quali è raccomandata in ragione dell'età avanzata, della residenza in strutture per anziani o della presenza di patologie che rendono più gravi gli effetti di un'eventuale infezione da Covid. La seconda dose booster interessa le persone che siano state sottoposte a booster da almeno 4 mesi e non abbiano contratto il Covid dopo la somministrazione della prima dose booster. Sono interessati cittadini di età superiore o uguale a 80 anni, ospiti delle case di riposo, soggetti vulnerabili di età superiore o uguale a 60 anni che abbiano una patologia compresa nella lista allegata. Saranno somministrati i sieri Pfizer e Moderna. Fake news contro l'Ordine dei Medici di Trieste che secondo alcuni canali Novax avrebbero deciso di istituire una commissione d'inchiesta sul Covid. Sentiamo.
Una notizia falsa e non verificata sta girando in queste ore sui canali social Novax. Le solite piattaforme della disinformazione hanno lanciato un'ultima ora spiegando che l'Ordine dei Medici di Trieste, in assemblea, avrebbe approvato un ordine del giorno con cui sarebbe stata deliberata l'istituzione di una commissione d'inchiesta per valutare, alla luce della recente letteratura scientifica, quale non si sa, i rischi e i benefici della vaccinazione Covid e verificare l'efficacia della terapia domiciliare. Trattasi di una palese falsità, fanno sapere dall'ordine con un certo fastidio. Ieri c'era l'assemblea ma è stato votato solo il bilancio, unico punto all'ordine del giorno. Inoltre l'assemblea non può deliberare niente, essendo ruolo che da statuto spetta al consiglio direttivo. C'è stata una discussione sul tema dei vaccini e delle positività dal Covid nel momento delle varie ed eventuali e si è parlato genericamente di approfondire l'argomento, però nelle sedi opportune. Ancora una volta quelli che si professano come i portatori della verità hanno deciso di manipolare a loro uso un contesto completamente diverso, stravolgendo la realtà dei fatti. Piccola postilla di diritto costituzionale: le commissioni d'inchiesta possono essere create in Parlamento come disposto dall'articolo 82 e non negli ordini professionali. In pochi mesi in Friuli-Venezia Giulia hanno aperto 300 nuove imprese edili. Il super bonus 110% fa gola a molti, ma attenzione anche alle truffe. Ci sono ditte che hanno promesso lavori mai partiti o che li hanno avviati senza portarli a termine, sparendo poi all'improvviso. Ora scatta l'offensiva della Guardia di Finanza. 309 imprese edili aperte negli ultimi mesi in Friuli Venezia Giulia. È su queste che si è focalizzata l'attenzione della Guardia di Finanza, che questa mattina con le associazioni di categoria ha sottoscritto un protocollo, il primo in regione, per individuare fenomeni fraudolenti legati alle agevolazioni riconosciute per la ripresa del settore edile, in particolare quelle legate al bonus 110%. Ci sono fenomeni di imprese che hanno promesso lavori che non sono mai partiti, hanno avviato minima parte lavori prendendo la parte dell'analisi di rischio o comunque dello studio di fattibilità del lavoro e della progettazione e poi sono completamente scomparse, quindi i contribuenti, i cittadini si sono trovati d'un tratto con il cantiere aperto o con parte dei lavori in casa, non potendovi più rientrare, non sapendo più come contattare le imprese che li avevano prometti. Definito nel dettaglio il modus operandi delle fiamme gialle. Le informazioni che ci arriveranno adesso, le segnalazioni circostanziate che con questo protocollo ANCE e Unione Artigiani della provincia di Pordenone invieranno alla Guardia di Finanza, ci permetteranno di analizzare il fenomeno incrociando quei dati con tutte le informazioni che sono estrapolabili dalle nostre numerose banche dati. Il boom di richieste di tessere per lo sconto carburante in regione sta mettendo in difficoltà le agenzie pratiche auto e di conseguenza le Camere di Commercio di Udine. Se sino a qualche tempo fa per avere il documento ex novo o rinnovato l'emissione era immediata o dopo 2 o 3 giorni, oggi se ne possono servire addirittura 20. Mercoledì ci sarà un incontro con l'ente camerale, la segnalazione ci arriva da una titolare di un'agenzia di San Vito di Fagagna. Evidentemente gli sconti sui carburanti fanno particolarmente gola e così, da quando sono scattati, ottenere un rinnovo direttamente alla card richiede più tempo, visto il grande numero di richieste. A segnalarlo la titolare di un'agenzia di pratiche auto di San Vito di Fagagna, che evidenzia il problema, un problema che coinvolge la quarantina di agenzie sparse in tutta la provincia. Noi facciamo fatica a dare risposte in quanto, essendo utenti professionali, i clienti si rivolgono a noi per snellire la pratica di richiesta in Camera di Commercio della variazione o primo rilascio tessera, ma anche noi a oggi abbiamo un tempo di evasione di circa 20 giorni, il che ritengo non sia corretto per una persona che si affida e chiede un servizio a un terzo. Ante Covid erano anche immediate. Durante il Covid sono stati messi gli appuntamenti e nel giro di 3-4 giorni, massimo una settimana, le tessere venivano evase. Ultimamente, negli ultimi 2 mesi, ovviamente con la mole di richiesta di tessere aumentato, si sono dilungati anche i tempi per il rilascio. Mercoledì la titolare incontrerà una funzionaria della Camera di Commercio di Udine, ente che emette le tessere. I vertici di Civibank replicano Sparcasse, che aveva fatto intendere difficoltà per la banca di Cividale senza il loro appoggio. Per la governance dell'istituto di credito friulano la banca è solida in salute e conferma la netta contrarietà all'OPA.
Non si placa il botta e risposta tra Civibank e Sparcasse nell'ambito dell'OPA lanciata dall'Istituto di Credito Alto Atesino sulla banca friulana. I vertici di Sparcasse nel corso della presentazione della lista per il CDA avevano fatto intendere che senza il loro intervento in fase di aumento di capitale e nel caso l'OPA non fosse andata a buon fine, il futuro della banca di Cividale sarebbe stato a rischio. Tesi che Civibank rigetta, replicando attraverso una nota che la realtà bancaria friulana ha una storia lunga 136 anni, redditizia e solida, come dimostrato dal recente utile netto di 14,1 milioni di euro, più che raddoppiato rispetto all'anno prima. Ulteriore prova del buono stato di salute di Civibank sono l'indicatore di solidità patrimoniale, superiore a quello di Sparcasse a fine 2021, e il recente dividendo di 20 centesimi ad azione distribuito ai soci. I vertici di Civibank, con in testa la presidente Michela Del Piero, escludono interessi personali di mantenere le poltrone e ritengono incomprensibili e contraddittorie le espressioni dei vertici altoatesini di una Civibank che potrebbe essere in affanno senza Sparcasse e Friulia, o che addirittura rischi di schiantarsi dentro il mercato, diventando preda di grandi banche. Circa la difesa dell'autonomia, infine, dal quartier generale di Cividale, si precisa che questa è un contenuto e un valore, se compresa, rispettata e coerente con la società del territorio d'appartenenza. Tutte ragioni che confermano la netta contrarietà di Civibank all'OPA. È morto a Parigi a 80 anni l'economista francese Jean-Paul Fitoussi. Docente all'Istituto di Studi Politici di Parigi, si occupava anche di una serie di corsi alla LUISS di Roma, oltre ad aver avuto un ruolo importante nell'organizzazione del prossimo Festival dell'Economia di Trento. Fitoussi era stato il primo ospite del ciclo di conferenze Confindustria Udine Incontra, dialogando con l'attuale vicepresidente di Palazzo Toriani Anna Mareschi Danieli sul futuro dell'economia mondiale e nazionale, reduce dalla prima stagione di pandemia. L'emergenza siccità è parzialmente rientrata, ma la Regione continua a monitorare l'evoluzione climatica nel periodo. Queste le parole dell'assessore all'agricoltura Stefano Zannier, che fa il punto sul quadro climatico in Regione dopo le piogge di inizio mese. Con il mese di aprile le piogge sono arrivate, ma dopo mesi di secca ne serviranno altre per rinforzare falde e bacini idrici. L'assessore all'agricoltura Stefano Zannier delinea così la situazione climatica in regione, mentre nuove precipitazioni saranno previste dalla prima metà della prossima settimana. Le ultime settimane hanno dato ossigeno a quella che era la necessità diciamo così, della quantità d'acqua strettamente necessaria per la prosecuzione sia della parte agricola ma anche per la vegetazione normale spontanea. È evidente che questo non ha sopperito alla mancanza di quel carico che in realtà è mancato nei mesi invernali più che nei primi mesi di quest'anno. Adesso sono in previsione altre giornate di pioggia che speriamo abbiano anche i quantitativi per andare a rinforzare le falde e anche i bacini di accumulo. Diciamo che non siamo più in un'emergenza così importante come quella del primo periodo, però viviamo costantemente cercando di vedere quello che è l'evoluzione. Nel frattempo la Regione ha validato i dati forniti dal Consorzio di bonifica della pianura friulana, che punta attraverso i fondi del PNRR ad ammodernare le reti irrigue del territorio, quasi tutte realizzate più di 40 anni fa. E saranno una Pasqua e una Pasquetta piuttosto soleggiati, anche se ci sarà un calo di temperature per il lunedì dell'Angelo. Ci dice tutto in questa intervista il nostro meteorologo Antonio Renda. La giornata di Pasqua vedrà un tempo piuttosto stabile e soleggiato, ma una piccola insidia giunge per quella di Pasquetta, un'insidia che comunque non deve far preoccupare i gitanti, in quanto giungerà specialmente nella seconda parte della giornata, verso la fine della giornata. Questo nucleo di aria fredda, che si vede molto bene costeggiare il nostro stivale e interessarlo marginalmente, ci porterà anche un calo delle temperature che sarà sensibile tra la fine della giornata di domenica e la prima parte di lunedì. Comunque sia, lunedì sarà una giornata piuttosto fresca, interessata la regione anche da venti di bora, specie tra il pomeriggio e la sera, e come detto, questo nucleo di aria fredda tenderà a spingersi un pochettino più verso di noi proprio tra il tardo pomeriggio e la sera di lunedì, quando sarà possibile qualche locale scroscio a partire dai monti verso la pianura. Comunque sia, tutte le aree non saranno assolutamente interessate e fenomeni saranno a macchie di leopardo, possibile qualche fioccata fino a quote piuttosto basse per il periodo nella sera di lunedì.
Nuova sospensione idrica nella zona del capoluogo friulano, lavori inderogabili alla rete sono previsti giovedì 21 aprile alla condotta di distribuzione che serve alla frazione di Passons e Torreano di Martignacco a causa dei lavori definiti indispensabili e indifferibili da CAFC per 8 ore. Città Fiera, Ente Fiera e Gruppo Zaffiro potranno approvvigionarsi attraverso le autobotti che saranno predisposti nelle varie zone coinvolte dall'interruzione del servizio. Lo stop all'erogazione è previsto dalle ore 8 alle ore 16, coinvolgerà tutta la frazione di Passons, frazione di Passan di Prato e parte della frazione di Torreano di Martignacco. Altre autobotti saranno allestite per servire la scuola dell'infanzia ed elementare di Via Zorutti a Passons e la sede del gruppo Zaffiro. Comune di Grado e Regione hanno trovato un accordo per la gestione delle zone demaniali e entrambi gli enti potranno rilasciare o rinnovare le concessioni. Comune di Grado e Regione Friuli Venezia Giulia gestiranno in maniera congiunta il rinnovo e il rilascio delle concessioni demaniali. Lo prevede la bozza di accordo che la Giunta regionale, su proposta dell'assessore al patrimonio demanio Sebastiano Callari, ha approvato sulla base di un accordo tra i due enti. Si tratta in pratica dei beni intavolati a nome del Comune di Grado o a nome della Regione nella laguna di Marano Grado. Il precedente accordo risale al 30 agosto 2010. Con la nuova intesa vengono superate alcune sovrapposizioni di competenze tra i due enti con riguardo in particolare alle aree relative al canale di Moreri, al canale di Belvedere e all'isola della Schiusa. Nel caso di richieste di nuove concessioni, autorizzazioni o rinnovo di concessioni, la competenza sull'istruttoria e sul rilascio della concessione e autorizzazione viene attribuita al Comune anche per le porzioni di bene intestate alla Regione e alla Regione anche per le porzioni di bene intestate al Comune. I canoni derivanti dagli atti concessori, in conseguenza del nuovo accordo, sono riscossi dall'amministrazione che ha provveduto ad istituire e rilasciare la concessione stessa. Il nuovo accordo ha una durata di 10 anni. Dopo il parere favorevole dell'azienda sanitaria arriva il via libera anche dalla commissione incaricata della valutazione di impatto ambientale per il progetto di ampliamento della Kronospan a San Vito del Tagliamento. Restano fortemente contrari il Comune e il Comitato ABC. Un pronunciamento sul piano autorizzatorio unico regionale è atteso a maggio. Un altro passo verso la realizzazione dell'ampliamento della Kronospan a San Vito al Tagliamento è arrivato dalla commissione tecnica presieduta dal direttore centrale della difesa dell'ambiente della Regione, che ha giudicato compatibile il progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale presentato dall'azienda per la realizzazione di una nuova linea di produzione per pannelli truciolari di legno riciclato. Il benestare di massima al progetto, che promette un investimento di 250 milioni di euro e 200 posti di lavoro, è comunque vincolato a una serie di operazioni di monitoraggio ambientale delegate ad ARPA, all'utilizzo di filtri e carboni attivi per limitare le emissioni in atmosfera e alla redazione di un piano di controllo del traffico. Il parere positivo della Commissione segue il via libera dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale, che non ha rilevato criticità ostative nella sua valutazione di impatto sulla salute pubblica. Ora è atteso il parere sul provvedimento autorizzatorio unico regionale che arriverà a maggio. Restano molto critici verso il progetto il Comune di San Vito al Tagliamento, che ha ancora numerosi dubbi di tipo ambientale e logistico, e il Comitato ABC, che ha raccolto oltre 7.000 firme. Dal punto di vista politico, la Regione non si è ancora espressa, in attesa che tutto l'iter burocratico venga portato a termine. A seguire, non cambiate canale, ci sarà il nostro notiziario sportivo. La Lega ha deciso infatti i recuperi. Udinese in campo mercoledì 20 alle 18:45 contro la Salernitana e una settimana dopo alle 18 a Firenze. Bianconeri in campo a Bologna domenica 24 alle 15. Tutti approfondimenti tra pochi minuti. Io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona serata a tutti. Arrivederci.